Allora Vittorio, le mura di Bergamo sono state promosse dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità e tu hai detto i bergamaschi sono duri come le loro mura. Vuoi spiegarlo ai pochi che non lo sanno? Sì, i bergamaschi sono effettivamente molto duri perché essendo cresciuti, vissuti da secoli ormai nel guscio delle mura, hanno preso le sembianze anche caratteriali di quelle mura incrollabili, ben costruite, ma a parte questo io credo che ci sia un timore adesso negli orobici, e cioè che la réclame che è stata fatta alle mura possa attirare troppi turisti ciabattoni che alla fine non fanno che portare pochi spiccioli ma imbrattano la città, buttano cartacee per terra, lattine di birra o di Coca-Cola, insomma temono i bergamaschi, anche se non lo confessano, che ci possa essere un'invasione che finirebbe per deturpare tutto, anche il paesaggio, e quindi non credo che partecipino volentieri a questo entusiasmo per essere diventati patrimonio dell'umanità. I bergamaschi lavorano, pensano alla tasca più che all'immagine, quindi sono convinto, questa è una mia opinione, ma conoscendo bene la città in cui sono nato, anche se manco da molto tempo, credo che le cose stiano così. Bergamo poi è rinomata per le proprie industrie, per le proprie attività, i bergamaschi sono i muratori insieme con i bresciani tra i migliori del mondo e quindi badano al sodo, costruiscono in tutto il mondo, sono persone che non hanno tempo da perdere con le scemenze del turismo. Ecco, bello, ben detto, siamo alla praticità anche qui. Allora, è venuto fuori nei giorni scorsi che il povero Formigoni, che è, come hai titolato tu, perseguitato un po' dalla sfiga, perché una sfiga tira l'altra, si è trovato i Rom nella sua villa in Sardegna. Però ha avuto la fortuna che la sua villa poi è stata immediatamente liberata dai Rom e quindi Formigoni è tornato in possesso pieno della sua proprietà. Certo che quando comincia a dire male, quando la sfiga comincia a colpirti, poi si accanisce e non ti molla più. Formigoni per anni era anche bravo quando amministrava il Pirellone, si è comportato con molta perizia e abilità e poi a un certo punto non so cosa gli sia successo, forse non dico che sia impazzito, ma si è montato la testa come tutti quelli che non ce l'hanno e abbia ceduto a qualche stupidaggine che adesso sta pagando molto, molto caro, forse troppo in rapporto a quello che avrebbe combinato e di cui io non sono sicuro perché siamo soltanto al processo di primo grado. Vorrei parlare un po' di inchieste che ci sono in giro, ad esempio Sala, sindaco di Milano, ex supercommissario di Expo, è indagato per la vicenda dell'acquisto delle piante per Expo. Insomma, come leggi questa vicenda che mette in cattiva luce agli occhi di un'opinione pubblica non informata, perché comunque l'essere indagato non significa essere colpevole, poi ci sono i vari gradi di giudizio, ma come giudichi tu questa vicenda che riguarda il sindaco di Milano Giuseppe Sala? Ma guarda, Giuseppe Sala ha curato personalmente l'Expo e naturalmente tutti quanti hanno riconosciuto che si è trattato di un successo, quindi nonostante i tempi stretti, nonostante le polemiche, nonostante le difficoltà, Expo è andato
in porto in modo egregio, quindi io non vedo nessun motivo per dare addosso a Sala. Se poi ha commesso qualche abuso, diciamo così che si giustifica col fatto che quando devi osservare delle scadenze non hai tempo per ottemperare a tutte le menate burocratiche che questo paese si è inventato per rompere i coglioni alla gente e a chi vuole lavorare. Questo bisogna dirlo, però io non conosco nei dettagli le accuse che vengono rivolte al povero Sala, che non mi è simpaticissimo perché è di sinistra, però insomma non è che uno perché non è della tua idea può essere preso a calci nel culo. A me sembra veramente qualcosa di brutto attaccare un signore come Sala che da quando fa il sindaco mi piace meno, ma quando ha portato a compimento l'Expo ha fatto un'operazione lodevole. Allora volerlo sputanare a tutti i costi mi sembra un'operazione poco degna di un paese civile. Devo anche segnalare che chiunque diventi sindaco, non appena si siede sulla poltrona di primo cittadino, la prima cosa che riceve è un avviso di garanzia, così tanto per mettere in chiaro le cose. Insomma, questo è un paese dove c'è un eccesso di giustizia che non riesce poi a fare giustizia, ma fa molto fumo. Di arrosto ne raccoglie pochissimo, anzi non ho mai visto neanche una briciola di arrosto, ma di fumo è piena l'aria, e tutto questo contribuisce a diffamare coloro i quali invece che grattarsi la pancia fanno qualcosa. Beh certo, l'ultimo salvataggio è quello di Popolare di Vicenza e Veneto Banca, che poi andranno in carico intesa per una cifra, cioè Sì. quelli che come noi dicono ma che schifo, passano per ignoranti, perché invece il governo ci dice stiamo facendo risparmiare soldi al sistema, abbiamo fatto un'operazione brillante, tutti sono contenti. Cioè, perché dobbiamo passare per deficienti? Certo che sono contenti, sono contenti. Sai, i ladri sono contenti di sicuro perché la fanno franca, e quindi è ovvio che siano contenti, festeggino con lo champagne perché si sono avanzati molti quattrini. Ma tu spiegami perché la banca debba prestare a me, che so io, 100 milioni di euro e io in garanzia non offro niente? E mi incasso quei 100 milioni, non li restituisco più e nessuno mi torce un capello, perché questo è successo. Ecco perché le banche sono fallite. Poi le banche si sono gettate in operazioni internazionali superiori alle loro forze, hanno preso dei bidoni, in giro hanno comprato dei titoli marci, ne hanno combinate di tutti i colori, diciamocelo apertamente, ne hanno combinate di tutti i colori, ma nessuno ha mai pagato. Chi paga? Il cittadino, il risparmiatore, ma paga in sostanza, cioè sborsando delle cifre mostruose, e questo io lo trovo assurdo. Poi c'è quella famosa disposizione europea per cui se una banca fa schifo ci devono andare di mezzo anche i risparmiatori, cioè gli azionisti, chi ha comprato dei titoli, tutti devono andarci di mezzo. Ma la gestione chi è che l'ha fatta? Vanno perseguiti coloro che hanno fatto una cattiva gestione, non dei poveracci che hanno comprato 4 titoli di una banca. Certo. Io consiglio alla gente di non portare i soldi in banca, ma di andare a puttane piuttosto, che sono più oneste. Le puttane sono sicuramente più oneste e con la concorrenza che hanno in giro sto periodo fanno anche i prezzi più bassi e dei servizi migliori delle banche. Ma tu i soldi li metti prezzi sotto stracciati, sì. Ecco, tu i soldi li metti sotto al materasso? No, io li spendo perché i soli soldi miei sono quelli che spendo, gli altri sarebbero della banca. Allora ho comprato qualche cosa, qualche appartamentino, qualche casa, e poi spendo tutto e spando. Bravo, occhio. È che non riesco a spendere tutto quello che guadagno, questa è la mia tragedia. Ecco, ma beato te, ma te li sei sudati, pensa a te, no? No, ma la gente capisce che gioco e scherzo, però le cose purtroppo hanno un fondo di verità. Sì, ma è certo che noi scherziamo, ma scherziamo anche per sdrammatizzare
una situazione che è aberrante. L'altro giorno hai pubblicato in prima pagina un calcolo degli esercenti che hanno detto che cosa? Che lo Stato si frega metà della 14esima degli italiani, perché su un totale di 6,7 miliardi di euro, circa 1,6 se ne andranno per saldare conti sospeso, dai debiti alle bollette scadute. Altri 938 milioni saranno usati per le spese sanitarie, mentre 737 milioni per pagare IMU, Tari e altre imposte, per chi ovviamente la 14esima ce l'ha e di conseguenza un lavoro anche. È una roba terribile. Sì, terribile, perché se ne va dalla 14esima il 49%, quindi la metà. Ed è una cifra che solamente in Italia si può raggiungere in questo modo, ed è profondamente sbagliato, perché poi tutto ciò incide sui consumi, perché il poveraccio che riscuote la 14esima praticamente dimezzata, è chiaro che poi non li può investire in prodotti di consumo, quindi tutto il sistema economico ne soffre, ma allo Stato di questo, ai governi non importa niente. Coloro che governano pensano soltanto a sopravvivere nei posti di responsabilità, perché questi posti danno loro lustro, immagine, si illudono di essere anche apprezzati, mentre invece cominciano a essere soltanto disprezzati dalla gente, che non ha più voglia neanche di andare a votare, come si è visto dall'affluenza delle ultime elezioni.